L'associazione Penna Sottile ha in cantiere diverse iniziative, ecco, giorno 9 ci sarà anche una sintesi con un incontro, se ci anticipa qualcosa di ciò che saranno le vostre aspettative, i vostri obiettivi. Sì, dopo quasi oltre 2 anni che non abbiamo avuto modo di poterci incontrare, finalmente, leggi permettendo, stiamo vedendo di rincontrarci e fare un'assemblea di soci di Penna Sottile, anche per fare il punto sulla situazione attuale dei progetti che abbiamo portato avanti e che abbiamo già in parte realizzato e altri invece che sono nel loro evolversi e quindi nel loro sviluppo. Ormai i progetti tipo Sicilandia, per esempio, sono noti a buona parte della popolazione agrigentina e anche oltre, perché Penna Sottile non è solo a carattere provinciale ma va anche oltre, abbiamo collaborazioni di spessore anche di altre province d'Italia, per cui con la collaborazione di tutti noi vorremmo andare avanti per porre fine a quello che è il viaggio della speranza e che diventi invece un ritorno della speranza nel nostro territorio, in modo tale che si possano valorizzare tutte le potenzialità che il nostro territorio propone, e dai templi di Agrigento le parti culturali che ci sono, ai valori e potenzialità di tutti i livelli che ci sono. Ecco, un altro partner è anche Storia Patria, che si affianca alle iniziative dell'associazione. Sì, noi siamo stati, diciamo, dei partner privilegiati, anche perché faccio parte pure di Penna Sottile, e c'è stata, diciamo, sempre una certa sinergia nell'accogliere quelle che potevano essere dei progetti, degli obiettivi con ricadute positive nel nostro territorio. La Storia Patria di Agrigento si è sempre distinta per quanto riguarda e ha attenzionato sempre l'ambito culturale, e in questo frangente, diciamo, si è inserita pure nel promuovere tutta una serie di attività e di far veicolare attraverso anche altre associazioni, quindi altri partner, diciamo, anche perché abbiamo avuto il supporto anche da parte di Sua Eccellenza il Prefetto, quindi a continuare, diciamo, un discorso positivo per il territorio, e quindi stiamo foraggiando in maniera tale di fare una conferenza di servizi con altre situazioni, per esempio anche con l'Ordine degli Architetti, con la Fondazione degli Architetti del Mediterraneo, quindi, e di altri enti.